Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, concluso con successo il primo torneo Vigor Provolenta. 4 settimane da lunedì 13 fino a martedì 5 luglio, beach volley, calcio balillo umano, calcio da spiaggia, beach tennis e appunto la conclusione con le finali sia del beach volley che calcio da spiaggia. Straordinaria la partecipazione di tutta la famiglia di Vigor Provolenta con la moglie e 5 figli e naturalmente adesso andiamo a vedere un po' di immagini di questa bellissima serata finale. È una cosa stupenda questa sera, veramente. Tanti giovani, tanto bel gioco e un po' anche ritornare ai vecchi giochi, però in veste moderna perché questa Pro Rocco è riuscita a fare veramente un miracolo. Bene. Ecco, c'è tutta la famiglia Bovolenta, è stata una serata dedicata a Vigor, un grande che è indimenticato Taglio di Po. Che soddisfazione è vedere questa famiglia, di questi giganti buoni che hanno veramente fatto il segno e ha lasciato un segno a Taglio di Po. Guarda, veramente Vigor è sempre presente, però la loro presenza rafforza ancora di più il ricordo, che non è un ricordo perché, come ho detto, è sempre presente in noi. E veramente poi il figlio, che è ancora più grande di Vigor, è uno spettacolo vedere insomma questa famiglia, questi ragazzi e il loro ritorno a Taglio di Po, perché in effetti loro non sono nati qua, ma il loro papà sì, perciò è bello che ricordino tutto questo. Fra poco la fiera, ci hanno detto che forse sistema la fontana. La fontana? Top secret. No, top secret. Top secret. Top secret. No, non si dice niente, perché avevo un progetto, però non si dice. Ma c'è il figlio del grande Vigor, ciao, fermati lì. Allora, per fortuna che c'ho il microfono con l'asta, così posso... Ciao, come stai? Tutto bene, tu come stai? Bene, grazie. Allora, prima cosa, con chi giochi adesso? Con Ravenna, adesso sto con Ravenna, adesso sono in ritiro con la nazionale, con Julio e Battocchio che è il coach, questa è la settimana di riposo che mi hanno dato, quindi sto qua e poi ritorno a Ravenna. Dai, però un po' il cuore a Taglio di Po ce l'hai, dai. Ce l'ho sempre, e poi alla fine la seconda casa è mezzo, sangue. Ma i nonni quando ti vedono, secondo me ti dicono, va la grande Clementano. Sempre, la stessa uguale, la stessa frase. Sì, no, però la domanda la devo fare, non te la volevo fare perché te la dicono tutti, ma quanto sei alto? 2,3. 2,3? Adesso è 2,3. E il papà quanto era? Uguale. Uguale? Si pari, uguale, forse sono un po' più alto io, però è uguale. Ciao, guarda, mi fa piacere trovarti, mi fa piacere vederti in forma, mi fa piacere che segui le orme del babbo e mi fa piacere che hai un cugino grande come Pierluigi. Ciao, grazie. Ciao, Mi fa piacere che questa sera sei qua con noi, ciao. Buonasera. Sindaco Pizzoli, cosa fa qua a carpire i segreti di Taglio di Po? Adesso vengo a braccetto con la Laila, no? Scherzi a parte, sono delegato dal presidente della provincia visto che era patrocinato l'evento ed è per me stata un grande onore e una fortuna perché ho conosciuto la famiglia di Vigor Bovolenta che non è solo un atleta ma sicuramente un uomo che ha lasciato un grande segno a Taglio di Po e non solo. Ha già detto che il prossimo anno vuol farlo anche lui a Portitoio, perché sai che noi a Taglio di Po iniziamo le cose, poi gli altri le copiano e hanno più facilità. Lo facciamo intercomunale il prossimo anno. Però aspetta, sindaco venga qua vicino. Allora sappiamo che questo è un fiore all'occhiello, lei l'ha sempre voluto fare. Grandi cose per il Taglio di Portoviro? Certamente, stiamo già lavorando su quello. Stiamo lavorando, l'unica cosa è trovare i soldi, però stiamo lavorando. Ecco. Però non lo dica il sindaco di Portotolle che poi copia. Sì, È già entrata nel fatto di piangere per i No, soldi. non piango. Una cosa alla volta si fa tutto. Esatto, no, ma lei è forte
è forte come sono forti i tagliolesi, comunque un bel appuntamento, ben organizzato, devo dire, con tanta voglia, tanta volontà. Complimenti alla Proloco che si sta mettendo del suo e merita un applauso. Grazie sindaco, grazie sindaci. Oh, pensi di mettermi in un giro di merda? Tra tutte le persone che dobbiamo ringraziare e tutti gli sponsor di cui abbiamo fatto la lista, tutti i collaboratori, tutti i giovani che si sono appassionati di questo torneo e anche della Proloco e quindi ci aiuteranno anche per la fiera, un ringraziamento comunque deve andare, è doveroso e anche un ringraziamento personale a Francesco Siviero, l'ex sindaco, e anche a tutta l'amministrazione comunale precedente, perché grazie a loro siamo riusciti a realizzare quello che dopo con l'amministrazione nuova abbiamo concluso, e quindi naturalmente grazie Francesco, grazie Davide, grazie a tutti. Quindi c'è il recupero della formazione dell'insolito bar, ricordo primo tempo che si era chiuso 6-2, secondo che ha partecipato per aver compreso appieno il senso di questo torneo, un gruppo di ragazzi sul tuo Polesine Sport in modo diverso da quello che viene fatto di solito. Consegnare il premio, io direi il prof Andrea Zanella per consegnare il premio alla squadra terza classificata Ciapa alla Bala, cesta di prodotti tipici premia il prof Andrea Zanella. Ci portiamo sotto la gigantografia di Vigor Bevolenta. Andiamo a consegnare il premio, si prepara intanto l'Orto Frutta Masiero, che la premieremo tra poco. C'è Alessandro, anche lui ad onorare il premio per la squadra terza classificata. Foto diritto, torneo Beach Volley 4x4 che si è concluso proprio qualche istante fa qui in piazza Tagliolini. Un applauso. Allora, seconda classificata, torneo Beach Volley Ortofrutta Masiero. Ragazzi, eccoli qua, squadra mista, andiamo ad occupare lo spazio per la premiazione. Buono pizza più vivita offerto da Legno Braceria Gallo Nero, più magnum di birra artigianale. Il premio lo facciamo consegnare ad Alessandro Bovolenta e noi sfruttiamo anche Andrea Zanella, il nostro prof, seconda classificata. Ortofrutta Masiero ha perso la finale, ma si è assolutamente ben comportata la squadra dell'Ortofrutta, classificandosi al secondo posto. Complimenti ragazzi. Foto diritto. Grazie all'Ortofrutta Masiero. Andiamo a consegnare il primo premio, quindi sono loro a vincere il torneo dedicato al beach volley, sono gli anonimi, anche a loro, squadra degli anonimi, li portiamo sotto la gigantografia di Vigor Bovolenta, un buono da 500 euro che viene consegnato per la vittoria di questo primo trofeo dedicato a Vigor Bovolenta. Consegna il premio Alessandro Bovolenta, io ci metterei anche il prof Andrea Zanella e il presidente della Tagliolese Robertino. Questi sono tutti atleti che sono passati ok, allora buono da 300 euro, mi hanno corretto dalla Prologo, da spendere in paese, non erano soldi miei, io ne ho dati 500 e poi ci rimane solo la premiazione del beach soccer che si fa. Una serata stupenda. Io non finisco veramente mai e non finirei mai di ringraziare la Proloco, questa nuova Proloco che ci sta regalando molto
perché è molto innovativa, è molto giovane e hanno idee meravigliose, perciò noi godiamo di tutto questo. Grazie Pro Rocco, grazie a tutti i ragazzi che si sono messi in gioco e grazie veramente perché ci avete regalato uno spettacolo e vi aspettiamo per tutti gli altri appuntamenti, ma in particolare per la fiera. Ricordate che avremo una grande fiera che vi aspetta.